Assistenti civici tra i giovani della Movida, assistenti anti-assembramento. L'idea del governo non va giù ai sindaci vicentini che la bocciano e dicono abbiamo bisogno di altro per aiutare il tessuto economico e sociale a ripartire. È una figura che non ha una grande valenza, nel senso come potrà accertare i furbetti, le inadempienze dei cittadini. Ai comuni servono soldi certi e misure certe per la ripartenza. Se hanno una funzione queste persone di dare un supporto agli enti locali, per esempio, che devono gestire tutta una serie di spazi, ben venga. Se lo scopo è solo quello di riportare che qualcuno viola le regole, non credo che sia lo strumento giusto. Ho letto la notizia sugli assistenti civici, pensavo si trattasse di una bufala. Stavo poi a vedere che l'aveva pubblicata un giornale nazionale importante. Al che l'unica riflessione che io posso fare è torniamo seri. Io dico che questa è una soluzione non all'altezza. Ci deve essere sicuramente un controllo da parte del territorio, da parte delle nostre forze dell'ordine, sicuramente una consapevolezza da parte degli esercenti nell'invitare la clientela ad assumere dei comportamenti idonei, però mettere figure quali gli assistenti civici a fare come da spioni della gente la trovo assurda e poco pratica. Andare nelle piazze dei cittadini senza un minimo di esperienza, un minimo di preparazione, un minimo di formazione a fare gli sceriffi sia una cosa totalmente inutile e nel nostro caso anche costosa. Se per i sindaci un coro unanime di no, il web si scatena con vignette umoristiche e il Viminale sugli assistenti civici pensati dal ministro Boccia mette i puntini sulle i precisando che è affar loro e ogni eventuale decisione assunta in merito non dovrà comportare un peso su prefetture e forze dell'ordine. Insomma, è tutto da rivedere. Possibilisti invece i giovani. Dovremmo essere secondo me un po' più autonomi, visto che però non lo siamo. C'è bisogno secondo me di qualcuno che dia un po' delle linee guida anche costantemente, che monitori costantemente, almeno in questa prima fase. Ci sta a far rispettare le norme, la cosa più importante adesso per ripartire sicuramente. Se portano un beneficio per darci una mano a migliorare la situazione e la prevenzione, perché no? Però bisogna vedere. Perché anche noi commercianti cerchiamo di far rispettare le regole a tutti quelli che sono i clienti delle nostre attività.